Nella Bassa Padovana monta la rabbia dei soci di Credi Veneto, la banca del Montagnanese, fondata a fine Ottocento e che nei suoi anni migliori aveva 27 sportelli tra le province di Padova, Vicenza, Verona e Mantova. 2 anni fa il tracollo. Era in programma un'assemblea, l'assemblea dei soci, l'8 maggio del 2016 e il giorno prima, il 7 di maggio, Banca Italia appunto è uscita con un comunicato in cui appunto dava conto di come la Credi Veneto era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di come le sue attività erano appunto state cedute a Banca Sviluppo al costo di €1. C'erano 20 milioni di capitale sociale e ben 9.000 soci. Una parte di loro oggi si chiede se prima di arrivare alla liquidazione coatta amministrativa da parte di Banca d'Italia non si potesse salvare la loro banca ultracentenaria. Prima di arrivare alla liquidazione coatta amministrativa sono stati ampiamente svalutati tutti i beni immobili che erano appunto di proprietà di Credi Veneto e sono stati invece aumentati i crediti deteriorati. Quindi diciamo che lì ci sono molte anomalie e quindi diciamo che soprattutto su questa materia la procura appunto dovrà appunto andare a indagare. Forse Roma ha dubitato delle capacità di noi veneti, si chiedono i soci riuniti nel Comitato Salvaguardia di diritti e interessi Credi Veneto. O c'è dell'altro dietro? In 200 hanno depositato in procura a Rovigo un esposto denuncia sulla gestione dei vertici della banca. I soci, sostenuti dai sindaci della Bassa e da alcuni parlamentari 5 Stelle, sono convinti che avrebbero avuto la liquidità sufficiente a salvarla.